When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Seconda coppa Giuliano Gabrielleschi, prima coppa Alberto Capannari, seconda coppa Il Giardino. Gentili telespettatori, appassionati di ciclismo, di scena le categorie femminili, con la prima gara riservata alle categorie donne esordienti, la seconda riservata alla categoria donne allievi. Il ritrovo presso il ristorante Il Giardino, ai piedi della collina di Rosignano Marittimo, dove si sono svolte le operazioni preliminari, e dopo che questa manifestazione lo scorso anno aveva vissuto una giornata da tregenda con tanta acqua, quest'anno è baciata dal sole. Davvero una splendida giornata di sole ha accolto le atlete della categoria donne esordienti ed allieve. Le immagini che state vedendo si riferiscono, come abbiamo detto in precedenza, alla gara della categoria donne esordienti. Il circuito è il medesimo, un circuito di 8 km e 100 metri da ripetere a seconda delle categorie, 3 volte per la categoria donne esordienti, 5 volte per la categoria donne allieve. Misurazione dei rapporti quindi per queste ragazze. L'organizzazione è affidata alla Polisportiva Marina di Cecina. Il presidente del sodalizio della provincia di Livorno, Dilvolotti, che è ovviamente presente, lo ascolteremo al termine delle prove. Anche atlete extra regionali, queste sono le ragazze della formazione Pianeta Rosa, formazione che è dalla provincia di Brescia. Come vi ho detto in precedenza, davvero tante le ragazze che hanno preso il via quest'oggi. Tra le donne esordienti sono state 80 coloro che si sono presentate alla partenza, un numero davvero importante. E intanto siamo pronti con il via, con Maria Bruni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo. E partite in questo momento le ragazze. Adesso ci sposteremo per la partenza ufficiale, quindi un primo tratto di trasferimento, anche perché il via sarebbe in salita, si svolta a destra, si sale verso Rosignano, e dal termine della discesa, ed è il momento a cui si riferiscono le immagini, viene abbassata ufficialmente la bandierina del via. Gruppo che viaggia compatto nelle prime fasi di corsa. In programma per quanto riguarda queste atlete 3 giri, anche se poi saranno 2,5 ufficialmente, del circuito, per un totale di 29 km e 800 metri. Lasciamo sfilare il gruppo delle 80 ragazze che compongono le partecipanti alla categoria donne esordienti. Dicevamo una categoria che racchiude le atlete nate nell'anno 99 e nell'anno 2000. Qui vediamo qualche difficoltà anche nel guidare la bici per queste ragazze, probabilmente le più giovani, che sono approdate alla categoria esordienti da poco. Infatti fino allo scorso anno erano nella categoria giovanissimi. Noi con le immagini siamo al 10° chilometro di gara. Il gruppo viaggia compatto, abbiamo percorso quindi i primi 10 km di corsa. Ricordo intanto che la presidenza di giuria è Rossana Pardini, il giudice d'arrivo è Roberto Villani, il componente è Barbara Lorenzini, il direttore di corsa è Giancarlo Bellini, il vice è Paolo Quaglierini. Per quanto riguarda invece gli ospiti al via, abbiamo visto il vicepresidente del Comitato Regionale Toscano Maria Bruni. È presente anche il vicepresidente del Comitato Provinciale di Livorno Roberta Santini. Cambia la situazione quando ci stiamo per dirigere verso Rosignano. Ci troviamo nella zona di Rosignano Solvay con le immagini, e abbiamo al comando la dorsale numero 30
4, andiamo a vedere di chi si tratta. Valentina Iaccheri del Baby Team Jacobike, che in questo momento guida la corsa. Svolta a sinistra per lei in questo tratto sotto i pini, che è praticamente è tipico della costa tirrenica. Lasciamo andare la fuggitiva e aspettiamo le più immediate inseguitrici, che sono praticamente il gruppo che è pilotato dalle atlete del team Valcar, formazione anch'essa lombarda dalla provincia di Bergamo, e formazione attesa quest'oggi tra le favorite. Gruppo che viaggia compatto quindi all'inseguimento dell'atleta solitaria al comando, che ritroviamo nel tratto che porta proprio verso lo striscione di arrivo, tratto in leggerissima salita, pendenza intorno al 2%, ma non dimentichiamoci che queste ragazze hanno 13 e 14 anni di età, e quindi sicuramente è già un impegno notevole per quanto riguarda queste atlete. Per quanto riguarda Valentina Iaccheri, che vediamo adesso inquadrata, è un'atleta al secondo anno della categoria. Suona la campana, quindi 8 km e 100 metri al termine. La prima inseguitrice, andiamo a vedere di chi si tratta, è una maglia del Velo Club Seano One con il dorsale numero 46. Si tratta di Gemma Sernissi del Velo Club Seano One, quindi la più immediata inseguitrice, gruppo che come vedete è a circa 50 metri dalla più immediata inseguitrice dell'atleta al comando. Adesso viadotto sopra all'autostrada, e sono nel testa al gruppo. Abbiamo visto le maglie del team Valcar, quelle della formazione, qui vediamo con il numero 23 della Campi Bisenzio, si tratta di Martina Giretti. Gruppo che sta rimontando nonostante davanti, però ricordiamo, troviamo sempre Valentina Iaccheri del Baby Team Jacobike di Sassuolo. E il gruppo, come state vedendo da queste immagini, si è notevolmente selezionato. Un gruppo che adesso conta una 35 unità. Vi ricordo sicuramente il contributo del ristorante Il Giardino, dove si sono svolte le operazioni preliminari. Intanto torniamo in testa, ormai in vista dello scollinamento dal punto più alto del circuito, quello a Rosignano Marittimo, per una scatenata Valentina Iaccheri, che continua a pilotare la corsa con un buon vantaggio ancora nei confronti delle più immediate inseguitrici, una ventina di secondi per questa ragazza. Tranno molto svolta a sinistra, eccola qua la svolta a sinistra per Valentina Iaccheri, praticamente ancora qualche centinaia di metri e poi la salita terminerà. Continua la splendida azione della ragazza della formazione Baby Team Jacobike. Questa è la più immediata inseguitrice, si tratta di Nicole Fede della Canavesi Cicli Fiorin, che viaggia con un ritardo, come vedete, di 12-13 secondi, però riesce ad avere il contatto visivo con l'atleta al comando. Questo è sicuramente un vantaggio per l'atleta che insegue, che quindi può sfruttare questo tratto in discesa nel tentativo di recuperare lo svantaggio nei confronti di Valentina Iaccheri, che guida ancora la corsa. Comunque degna di nota davvero l'azione dell'atleta del Baby Team Jacobike di Sassuolo, che la ritroviamo adesso nel tratto pianeggiante, ancora al comando, ancora a guidare la corsa riservata alla categoria esordienti donne, e valida come seconda coppa Il Giardino. Intanto attenzione, perché sta rientrando Nicole Fede, sta per portare a conclusione il suo inseguimento, quindi tra non molto potrebbe fermarsi una coppia in testa alla corsa. Eccola qua l'atleta del Canavesi Cicli Fiorin Despar, che sta per colmare lo svantaggio, appena una ventina di metri adesso, nei confronti di Valentina Iaccheri, e quindi quando siamo ormai a circa 3 km dalla conclusione si forma una coppia al comando: Valentina Iaccheri del Baby Team Jacobike insieme a Nicole Fede, che ha ancora una decina di metri di svantaggio ma sembra in grado di chiudere. Nicole Fede, che però appartiene alla categoria donne esordienti primo anno, quindi
due categorie diverse, due classifiche diverse per queste due atlete che potrebbero quindi anche trovare una certa unità di intenti per portare a termine questi ultimi chilometri di gara, anche se il gruppo è segnalato adesso a 15 secondi e siamo ormai a meno di 3 km dalla conclusione. Eccola qui quindi la coppia che si va a formare, Nicole Fede, Canavesi Cicli Fiorin Despar, che raggiunge Valentina Iaccheri del Baby Team Jacobike di Sassuolo. Due atlete al comando quando la località che stiamo attraversando è Rosignano Solvay. Tra non molto inizieremo a salire verso il traguardo posto ai piedi della collina di Rosignano Marittimo. Ovviamente, come era prevedibile, perfetto l'accordo tra le due atlete, una al primo anno, l'altra al secondo anno, quindi hanno perfettamente unità di intenti. E qui siamo ancora con colei che inseguiva in precedenza e continua ad inseguire, Germa Sernissi del Velo Club Seano One, che accusa un ritardo di 15 secondi, e quindi la più immediata inseguitrice. Il gruppo invece accusa un distacco maggiore, 50 secondi, con le atlete del team Valcar nelle prime posizioni, e il gruppo quindi ormai letteralmente tagliato fuori dai giochi per il successo finale. Ultimo chilometro di gara quindi con la coppia al comando, Valentina Iaccheri del Baby Team Jacobike di Sassuolo e Nicole Fede della Canavese Cicli Fiorin Despar. Ancora qualche metro di pianura, poi svolta a sinistra e la strada inizierà a salire, anche se leggermente, pendenza intorno al 2% fin sul traguardo. Eccola qua la svolta a sinistra, e da qui la strada sale, come vedete, con pendenze lievi. Attenzione all'allungo adesso di Nicole Fede, che guadagna una decina di metri nei confronti di Valentina Iaccheri. Sembra un po' in difficoltà l'atleta del Baby Team Jacobike di Sassuolo, mentre sembra ottima la pedalata di Nicole Fede. Dorsale 68 per lei. Adesso prova a rimontare, la strada diventa un po' più agevole in questo frangente, con Valentina Iaccheri che prova a ricucire lo strappo. Ancora 3-4 metri di distacco per lei. Noi ci portiamo sul traguardo, dove viene lanciato lo sprint ed è in testa per il momento Valentina Iaccheri, ma c'è la rimonta di Nicole Fede che va a vincere quindi la classifica generale, e va a vincere anche la prova riservata alla categoria primo anno. Vittoria nel secondo anno per Valentina Iaccheri. Queste le varie classifiche. Nel primo anno il successo di Nicole Fede davanti a Germa Sernissi, Sofia Fattori, Chiara Volpi, Letizia Fedeli, Gloria Scarzi, e seguono Giuliani, Robotti, Capobianchi e Bruno. Tra le atlete del secondo anno invece il successo di Iaccheri davanti a Carbonari, Vallari, Matteoli, Giretti, Modesto, Cadeddu, Caferri, Vezzosi e Pesenti. Linea per le interviste del dopocorsa. Nicole Fede della Canavese vince la prima gara di quest'oggi qui a Rosignano. Una grande prova, perché sei uscita sull'ultima salita, hai recuperato la fuggitiva, e dopodiché all'ultimo chilometro hai effettuato un attacco, ti ha ripreso e in volata non c'è stato niente da fare per lei. Sì, è una prima vittoria e sono contentissima. Sei scesa in Toscana con i propositi proprio di vincere questa gara? No, non di vincere, ma di arrivare almeno nelle prime 10. Sei del primo anno, pertanto sei giovane della categoria. Credevi quest'oggi di ottenere questa vittoria? No, non lo pensavo, però pensavo di far bene, perché mi piace la salita e pensavo di arrivare bene. Per gli sportivi che ci seguono, vieni dalla G6 naturalmente, un tuo curriculum, diciamo così, nelle categorie ancora di giovanissimi. Allora, nei G5 ho vinto il primo titolo italiano su strada, e l'anno scorso sono arrivata seconda, e negli sprint ho fatto quarta. Temevi la tua compagna di fuga? Sì, perché quest'anno io ho vinto negli esordienti primo anno il ciclocross italiano e lei ha vinto del secondo anno. Bene, allora questo mazzo di fiori stasera lo riportiamo a chi? Soprattutto alla mia famiglia e a tutti quelli che mi seguono. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.